Oggi sono stata proprio fortunata perché ho trovato il mio Adamo. Adamo, siamo qui in bicicletta sul litorale di Bibione. Quanti chilometri di spiaggia ci sono? Ci sono 8 km di spiaggia, di cui 5 attrezzati, con ben 26.000 ombrelloni, quindi numeri importanti. Questo fa sì che la nostra località sia la prima spiaggia della regione Veneto come numero di presenze, raggiungiamo circa 6 milioni di presenze, quindi numeri sicuramente importanti, e la seconda a livello italiano. Tutte queste presenze da dove arrivano? Quali sono i turisti che vengono qui? Diciamo che abbiamo una clientela abbastanza eterogenea, abbiamo un 50% di clientela estera, predominante la clientela di lingua tedesca, e il 50% viene dall'Italia, prevalentemente dal nord Italia. Per far sì che le stesse persone che sono venute l'anno scorso tornino anche quest'anno, quali sono i servizi che offrite su queste spiagge? Sono molti i servizi che noi decidiamo di offrire, che diamo al turista. Sicuramente facciamo un piccolo elenco, cominciando dal customer service, che è un servizio prettamente dedicato al turista, dove ci sono delle persone sempre a disposizione dalle 8 alle 20, dove possono dare tutte le informazioni sull'animazione, su tutti gli eventi che vengono svolti in spiaggia, sia per adulti che per bambini. Un altro servizio è il dermatologo on the beach. Quindi se io incorro in una scottatura pesante, diciamo, ho dei problemi alla pelle, posso rivolgermi subito ad un desk di dermatologi in spiaggia? Abbiamo dei punti di primo soccorso all'interno dei quali c'è appunto il dermatologo. Noi consigliamo ai nostri clienti per la prima esposizione di fare un passaggio all'interno di questo punto di primo soccorso per farsi consigliare appunto la crema più adatta in base alla tipologia della pelle. Adamo, sono tante le famiglie che vengono qui a Bibione, tra i vari servizi che ci sono anche per loro, per allietare i genitori che devono stare in spiaggia con i bimbi. Beh, certamente è una spiaggia dedicata soprattutto alle famiglie e per questo ci sono delle aree attrezzate con mini club e big club sempre a disposizione dalle 8 della mattina alle 20 della sera. Ma stiamo arrivando alla spiaggia di Pluto, la spiaggia dei cani, completamente dedicata a loro. Non ci credo, una spiaggia solo per i cani, però è vero, vedo le orme per terra. Sì, perfettamente attrezzata, palette, lettini, un'area balneabile solo per loro, perfettamente attrezzata appunto. Guarda come sguazzano in acqua. Sì, perché oltre alla spiaggia attrezzata abbiamo pensato anche di rendere ovviamente balneabile una zona solo dedicata a loro. Vedi che è tutta delimitata dalle boe, questo anche per rispetto appunto degli altri turisti. E hanno lo spazio per divertirsi ampiamente. Quindi avete capito bene, se avete un cane e volete portarlo in vacanza, questo è il posto giusto. Perché Bibione ha pensato per il turista anche a questo.